Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, benvenuti ad Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Sulle classifiche secondo me non c'è granché da dire, possiamo osservare però che il libro di Scurati, quello che chiude la pentalogia su Mussolini, M, non è partito così bene a fronte di un battage pubblicitario incredibile. Fa il suo esordio a seconda delle agenzie di rilevamento tra il quarto e il quinto posto. Non è un risultato eccezionale. Passerei direttamente invece a parlare di libri che troviamo in questi giorni sugli scaffali delle librerie, e questa è la settimana in cui ci avviciniamo al 25 aprile. Quest'anno è un anniversario a cifra tonda perché è l'80° e tutti gli editori hanno messo in catalogo uno o più libri che parlano appunto di resistenza. Ma all'interno di questa massa è possibile osservare una tendenza che francamente mi ha lasciato basito e, come dire, apre la porta, secondo me, a una serie di riflessioni che vanno fatte. Allora, quest'anno nelle pubblicazioni dedicate alla resistenza spopolano le partigiane, le storie al femminile. Ora uno può dire che si può domandare, sarà un doveroso recupero di storie, di vicende soffocate dal patriarcato, come si dice oggi nel dopoguerra, oppure da anni ci dicono che i lettori forti non esistono, esistono le lettrici forti, per cui tutta l'industria è orientata a soddisfare il gusto e le aspettative delle lettrici e non dei lettori. Non è un discorso di qualità, nel senso che nella pila di questi libri dedicati alle eroine della Resistenza c'è dentro di tutto, c'è della roba ottima, c'è della roba buona, c'è della roba anche scarsa, mediocre, strana, quello che volete, c'è un po' di tutto. Però è come dire, quindi non è una questione di qualità, è una questione di tendenza editoriale e di che cosa ci dice questa tendenza editoriale, perché diciamo è un discorso culturale che emerge da questa mole di pubblicazioni. Che le donne siano state partigiane e abbiano combattuto nella Resistenza, lo sappiamo più o meno da sempre. Basterà ricordare tra le partigiane più famose Oriana Fallaci, che a 15 anni faceva la staffetta a Firenze da una parte all'altra dell'Arno, era il 44, Firenze era occupata e Oriana appunto rischiava le pallottole portando documenti e anche armi in alcuni casi da una parte e dall'altra appunto dell'Arno. La madre di Oriana Fallaci pure si segnalò per un atto di eroismo. Il marito che era uno dei capi della resistenza fiorentina, fu imprigionato a Villa Triste, il nome dice già tutto, era il luogo dove venivano bastonati e torturati i capi della resistenza dai fascisti di Mario Carità, che è rimasto famoso come boia, perché di fatto chi entrava a Villa Triste non usciva. Invece la madre di Oriana si presentò a Villa Triste lei stessa e fece una tale tirata a Mario Carità, minacciandolo addirittura, che alla fine Carità diede ordine di liberare il marito, che tornò a casa tutto pesto, quindi il padre di Oriana poté tornare a casa grazie all'intervento della madre. Quindi le donne nella Resistenza, come abbiamo detto,
esistono da sempre, e quindi è chiaro che qui c'è un'altra esigenza, che è un'esigenza commerciale che, voglio dire, non sono un moralista, cioè la casa editrice fa i prodotti per venderli, quindi è ovvio che segua delle logiche commerciali. Ecco, però se un evento storico appunto soggiace a queste regole, e ce ne sono di altri eventi storici che diciamo sono stati inglobati dal mercato. Tipico è il giorno della memoria, cioè tutta la letteratura che viene pubblicata nel giorno in cui si ricordano i campi di concentramento. Negli ultimi anni abbiamo visto dei libri confezionati, sto parlando solo della confezione, come se fossero strenne di Natale, con la foto strappalacrime, quasi sempre una bambina dietro un filo spinato, una bambina bionda però curata, con i piedi nudi e con delle bandelle, sono quelle fascette che si mettono sui libri, che un occhio allenato riconosce subito come essere le bandelle che si usano, le stesse che si usano per i best seller generici, o che si usano insomma per i thriller, per libri che sono di genere. Ecco, quando un evento storico diventa anche un fenomeno commerciale e inizia a seguire certe logiche che sono di mercato e di moda, qui la moda woke ad esempio, ecco, quando questo accade vuol dire che quel evento storico, come dire, ha perso la sua aura ed è una merce tra le merci. Non c'è niente di male, basta saperlo. Vi faccio un altro esempio: in mezzo a questi libri al femminile ce n'è uno molto particolare, che peraltro non è nemmeno brutto, anzi è un libro interessante, e sarebbe un libro in cui si spiega, si segnalano gli itinerari da fare in bicicletta nei luoghi della Resistenza. Copertina rossa, c'è una staffetta in copertina, chi è collegato con il video la può vedere. Il libro è di uno storico serio, Paolo Pezzino, l'editore è Il Mulino, prestigiosissimo, e il libro in sé è anche bello, nel senso che si scoprono dei luoghi ma si imparano anche delle cose. La confezione però è alquanto strana, ammetterete che insomma andare per i luoghi della Resistenza con una bicicletta può sembrare, come dire, una presentazione infantile e superficiale, cosa che il libro non è, ci tengo a sottolinearlo. Quindi appunto quest'anno abbiamo il fenomeno della resistenza woke, sono tutte partigiane, ci sono dei libri anche bellissimi, ce n'è uno che raccoglie ad esempio 51 testimonianze di donne che hanno combattuto, viene fuori un quadro molto articolato, molto completo, anche molto interessante. Ma per chiudere questa prima parte voglio però farvi notare una cosa, lo faccio con le parole di Mirella Serri, che è una giornalista e scrittrice non certo di destra, anzi, che nel 2023 scrisse In Uomini contro, che è un suo saggio. Le donne avevano militato a fianco nel GAP partigiani. I GAP sono i gruppi armati proletari, cioè sono i partigiani rossi, diciamo. Hanno condiviso per giorni gli stessi spazi dentro cantine umide, eppure furono proprio i compagni i primi ad abbandonarle e tradirle. Quando si trovarono a occupare una poltrona in Parlamento, gli uomini che avevano beneficiato delle capacità delle donne a combattere contro i fascisti, anziché fare il loro posto, abbandonarono gli ideali di eguaglianza di genere e operarono varie forme di ostruzionismo che limitarono la presenza femminile in politica. Nilde Iotti, per esempio, fu lasciata sola dai suoi ex compagni e ritenuta un morale femminile. Subì attacchi che le piovero addosso da ogni settore della politica. Ecco, meditate su questo.
Eccoci di nuovo ad Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Abbiamo ascoltato un brano della band The Darkness, di un certo successo, un bel pezzo rock. The Darkness hanno fatto un disco, come dire, come si faceva un tempo: 10 brani, 6 tirati, 4 un po' meno, 35 minuti, tanto divertimento, testi non indimenticabili, però insomma un ascolto molto gradevole. Adesso parliamo di tutt'altro perché vogliamo affrontare da un punto di vista un po' diverso il tema della Pasqua. Allora, in questi giorni è uscito per i tipi di EDB, che è uno degli editori cattolici più importanti in Italia, il saggio Giuda Iscariota, l'apostolo traditore di Sergej Bulgakov. È un autore praticamente sconosciuto quasi in Italia, ma è un autore importante, allievo di Pavel Florensky e di Vladimir Soloviev, quindi insomma è in un percorso culturale estremamente profondo, estremamente interessante. Eh, Questo saggio racconta la figura di Giuda, ma non lo fa solo in termini teologici, anche in termini storici. E grande almeno era la mia curiosità per sapere chi fosse realmente l'uomo che ha tradito Gesù. Era soltanto un traditore o era qualche cos'altro? Bene, questo libro porta un'introduzione importante, che è quella di Lucio Coco, che è uno storico delle religioni tra i più affermati e tra i più noti, e diciamo il mix tra l'introduzione di Coco e il testo di Bulgakov ci dice parecchio su quello che sulla figura di Giuda. Innanzitutto, chi era Giuda? Quali erano le sue origini? Le origini di Giuda veniva da una città, e questo lo distingue in maniera netta dagli altri apostoli, che invece erano semplici pescatori, venivano dalla provincia e non appunto da un contesto cittadino. Eh, C'è una specie di contrapposizione tra storia, che la storia si fa nelle città, quindi Giuda è legato alla storia, e natura, perché gli altri apostoli avevano esperienza del mondo attraverso la natura. Cosa significa Iscariota, Giuda Iscariota? Beh, Iscariota indica proprio la provenienza di Giuda, cioè la città di Keriot. Secondo Bulgakov, Iscariota, il soprannome fu attribuito dagli altri apostoli a Giuda proprio per sottolineare la sua diversità, cioè la sua origine cittadina. Che uomo era Giuda? Cioè, come viene descritto come carattere? Viene fuori un solitario, un uomo senza famiglia, un uomo che in Gesù trova un maestro da amare, come un padre o come un fratello, e trova negli apostoli la sua famiglia, anche se, come dire, appare sempre un po' in disparte in tutte le scene in cui appare. Lui è sempre un po' nelle retrovie, non è mai in prima linea. E cosa si aspettava Giuda da Gesù? Si aspettava niente meno che la rivoluzione, ma la rivoluzione in senso storico, cioè secondo Giuda, Gesù era l'uomo del riscatto, l'uomo che avrebbe rifondato Israele, che avrebbe liberato il popolo. Ehm, ma cosa succede? Succede che non succede niente, cioè Giuda passa il tempo a chiedersi: ma perché questa rivolta non avviene? Ma perché il maestro non dice a tutti di essere il Messia, cioè colui che rifonderà lo Stato di Israele e che ci libererà dagli stranieri? Eh, e nel momento in cui si chiede questo, come dire, nasce anche in lui l'idea del tradimento. Ma attenzione, nelle descrizione che fa Bulgakov, questo tradimento non è per far uccidere Gesù. Al contrario, lui lo tradisce, va al Sinedrio e lo tradisce, perché è convinto che una volta sotto processo Gesù sarà costretto,
per non essere condannato a morte, sarà costretto a dire di essere il Messia e quindi darà vita per forza alla rivoluzione che Giuda tanto aspettava. Però cosa succede? Succede che le cose non vanno assolutamente come aveva previsto Giuda. Non solo Gesù non si oppone minimamente alla sua condanna a morte, non fa niente per evitarla e Giuda rimane, che possiamo immaginare nel pubblico che assisteva a questo processo, Giuda rimane, gli si gela il sangue perché improvvisamente capisce di non aver capito niente, capisce di aver mandato a morire quello che lui stesso chiama nel Vangelo di Matteo sangue innocente, e sangue con la S maiuscola, cioè inizia a capire che la missione di Gesù non è una missione terrena, che Gesù è venuto a dirci altre cose, non a portare la rivoluzione. E in questo momento Giuda viene perseguitato dal senso di colpa che poi lo spinge al suicidio. Attenzione, perché Giuda non è l'unico apostolo a tradire Gesù, ce ne sono altri, primo fra tutti Pietro lo rinnega 3 volte, voglio dire un peccato non indifferente, però Pietro ha la capacità, come dire, di perdonarsi e di ripartire, facendo le cose meglio, in maniera più giusta. Invece Giuda ha un carattere profondamente umano, cioè ha il carattere di quello che non riesce assolutamente a perdonarsi. Bulgakov, con un'osservazione che mi sembra molto profonda, molto bella, poetica, ci dice che il peccato di Giuda non è tanto il peccato in sé, è il peccato di disperazione, cioè è il fatto di non essere in grado di superare la disperazione e questo appunto lo spinge al suicidio. Attenzione che il suicidio non è una cosa, non avviene in maniera così scontata come potrebbe sembrare. Beh, si impicca un albero, prende le 30 monete. Allora, iniziamo dall'albero, perché poi le 30 monete meritano un discorso a sé stante. Non è che sceglie il ramo di un albero per caso, lo sceglie perché è il tipo di morte che viene data ai criminali comuni, a quelli che non sono degni neanche di morire in croce, come i ladroni che stavano a fianco di Gesù. Le 30 monete, innanzitutto quanto valevano? Le 30 monete, secondo gli storici, questa è una cosa che assolutamente non sapevo, avevano il valore di 2 mesi di stipendio di un manovale, quindi non era una cifra che poteva cambiare la vita a Giuda, non ci poteva fare praticamente nulla. Lui riceve le 30 monete, ma attenzione, dice Bulgakov, lui non lo tradisce per soldi, per avidità, come invece dice la tradizione. Qui Bulgakov si stacca un po' appunto dalla tradizione. In realtà non è l'avidità la sua molla è quella che dicevamo prima, la volontà che Gesù finalmente dica a tutti di essere il Messia, che salverà Israele. Naturalmente, come dire, Giuda è infamato, è un'infamia il fatto che lui accetti i 30 denari. Nel momento in cui si pente, se ne vuole liberare a tutti i costi. Torna al Sinedrio, dove si autocondanna, dice io sono colpevole, io sono peccatore, appendete anche me a una croce e riprendetevi queste 30 monete. Il Sinedrio lo guarda e lo tratta come se fosse un povero cretino, gli dicono praticamente vai via, levati di torno e così via. E lui prende le 30 monete e le tira all'interno del tempio prima di andare a suicidarsi. Il fatto di tirare le 30 monete dentro al tempio non è un gesto casuale solo di rabbia, è, diciamo, ci possiamo vedere anche proprio un rifiuto integrale della Chiesa veterotestamentaria che ha mandato a morte appunto il sangue innocente e quindi il gesto sprezzante di restituire i soldi, di lanciarglieli ha anche questo significato. Poi naturalmente Bulgakov è un teologo e affronta anche il caso di Giuda
dal punto di vista della teologia. E qui si spalanca un abisso e una discussione che potrebbe andare avanti non per i prossimi 2 minuti, che è il tempo che abbiamo a disposizione, ma per i prossimi 20, 30, 50, 200 anni. Cioè il nodo teologico è molto semplice, cioè la domanda che la storia di Giuda ci pone è molto semplice, la risposta è impossibile. La domanda è: ma Giuda aveva la possibilità di non tradire Gesù, che significa poi, in termini generali, nella vita dell'uomo è dominante la libertà, il libero arbitrio o la necessità, la predestinazione? Su questo ovviamente i teologi si sono confrontati per secoli, a partire da Sant'Agostino, che era per la predestinazione. Nella teologia cattolica diciamo prevale il libero arbitrio, nonostante Sant'Agostino, però è un discorso nel quale non ci possiamo addentrare. Concludo al volo con una citazione volante. Vi consiglio questo libro che è bellissimo, però vi volevo segnalare anche che Philip Dick, lo scrittore di fantascienza noto per aver scritto il libro da cui poi venne tratto Blade Runner, che non aveva quel titolo in origine, Philip Dick ha avuto l'onore di entrare nella collana più prestigiosa che abbiamo in Italia, che è quella dei Meridiani, addirittura con 2 volumi di opere scelte. Beh, è un destino, come dire, beffardo, ma benevolo anche, per un uomo che si era definito nella sua autobiografia un artista di merda, fin dal titolo, Confessioni di un artista di merda. E con questo vi saluto. Avete ascoltato Alta Tiratura.